Buonasera a tutte e a tutti i presenti, i partecipanti a questo evento online organizzato dalla comunità collinare del Friuli assieme all'Università degli Studi di Udine e con la collaborazione poi di altre istituzioni che, presentando il programma, verranno poi introdotte successivamente. Io sono Francesco Marangon, prego sempre i partecipanti di togliere, come si dice sempre in questi casi, l'audio e la webcam, perché queste sono riservate a chi parla. Quindi vi do la buonasera. Francesco Marangon, Università degli Studi di Udine, e ho il piacere e l'onore di presentarvi ed introdurre, poi mi assumo anche per motivi pratici e con piacere il compito di coordinare anche tecnicamente questo incontro, che è dedicato, come vedete, alla strategia regionale, alla misurazione dello sviluppo sostenibile in Friuli Venezia Giulia, un tema molto importante, molto attuale, che viene inserito in questo incontro all'interno di un progetto che ha ormai una sua storia di 2 anni di attività, in un certo senso, che è quello dell'Agenda 2030, una questione di comunità. La comunità collinare si racconta ai suoi cittadini. Questo è il tema che avevamo e che abbiamo individuato per questo incontro e innanzitutto ho il piacere di salutare e di passare la parola. Come vedete, questo è il programma che abbiamo comunicato, per i saluti introduttivi al presidente del comitato esecutivo della comunità collinare del Friuli, Luigino Bottoni, che vedete già presente in video e a cui a questo punto con piacere passo la parola, il suo saluto introduttivo, appena riesco a procedere con... Eccoci qui. Prego, Presidente. Grazie a tutti, buonasera a tutti quanti i partecipanti. Buonasera a Francesco Marangon, che fa da moderatore di questa conferenza. Come Collinare noi siamo molto lieti e della collaborazione con UniUD, che ormai da qualche anno insomma è un qualche cosa che sta funzionando, che è partita, che parte e che andrà ancora più avanti e che ci consentirà di reciprocamente interagire per una serie di temi che sono importanti per il territorio. Il tema di oggi è un altro tema importante per il territorio, la strategia regionale, la misurazione dello sviluppo sostenibile in Friuli Venezia Giulia, è qualcosa di molto attuale, anche perché i tempi attuali sono molto difficili e necessitano anche di strategie esattamente a livello regionale, a livello locale, a livello italiano, a tutti i livelli, a livello comunale, richiedono strategie perché lo sviluppo in questo momento è fortemente messo in discussione dagli eventi storici, da quello che sta succedendo, dalle situazioni attuali che ci stanno colpendo. Quindi parlare in questo scenario che forse qualche mese fa poteva essere non previsto, non prevedibile, ecco, rende questo tema, questo incontro di oggi sullo sviluppo sostenibile ancora più importante. Come comunità collinare quindi saluto e do il buon lavoro a tutti i partecipanti, in particolare a tutti i relatori. Ci sarà per il nostro ente un componente del consiglio di amministrazione, quindi Pischiutta, che seguirà la conferenza in diretta e quindi per tutto il tempo, in quanto io sottoscritto purtroppo devo assentarmi, essendo impegnato poi in altra videoconferenza e in altra attività che è concomitante. Questo è un periodo, quello di fine anno, in cui le cose vanno così. Ci sono tutta una serie di eventi in contemporanea, ma su questo evento in particolare, su questa conferenza di stasera in particolare, voglio essere poi aggiornato dal referente appunto del comitato esecutivo che parteciperà, perché mi auguro anche che da questa
serata di stasera poi ci possa essere uno sviluppo, magari una prossima puntata o magari un work in progress che porta un documento, porta qualche cosa che possa poi essere anche condiviso e possa essere studiato. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Presidente, grazie a lei, buon lavoro anche a lei. So che adesso deve occuparsi della gestione della comunità collinare, quindi le auguriamo buon lavoro. Il programma, avete visto, ha vari relatori. Vedo che ha acceso la webcam, non so se è per portare un saluto e ci farebbe molto piacere, anche l'ingegner Stelio Vatta, a cui passo adesso la parola. E saluto anche il Presidente della comunità comunale e ringrazio entrambi per questa occasione che mi è offerta per portare così una testimonianza di quello che l'ARPA sta facendo nello specifico. Il nostro motto è costruiamo insieme. Ecco, è importante questo, da soli non si va da nessuna parte, quindi è importantissimo promuovere occasioni come quella di stasera perché si condividano i concetti, si condivida soprattutto il percorso per poter lasciare ai nostri figli, diciamo, mettere in pratica quello che è lo sviluppo sostenibile, significa utilizzare le risorse che noi, la nostra generazione ha in questo momento, ma lasciando qualcosa anche per chi verrà dopo di noi, anche perché anche quelli avranno, anche chi ci seguirà, diciamo, avrà bisogno di sviluppare i loro programmi, le loro intenzioni, le loro aspirazioni. Insomma. Quindi è importante questo, proprio essere assieme. Insomma. Ho colto questa sfumatura nelle parole del Presidente. Grazie Ingegner Vatta. Allora riprendiamo adesso come ho proiettato il programma che prevede una relazione introduttiva a cura mia e della collega professoressa Troiano per poi passare la parola appunto all'ingegner Vatta e agli altri ospiti che vedete elencati nel programma del nostro evento. Il fatto di iniziare dalla nostra relazione è dovuto al fatto che volevamo dare un quadro di riferimento all'evento di questa sera che, come accennavo all'inizio, si colloca appunto all'interno di un progetto che come Università degli Studi di Udine, in particolare come Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, stiamo sviluppando assieme alla comunità collinare del Friuli e che abbiamo avuto poco dopo l'avvio di questo progetto, alcuni mesi dopo, la possibilità di collegarlo strettamente con il grande progetto regionale sulla strategia per lo sviluppo sostenibile, di cui avremo modo anche di sentire i contenuti o lo stato di attuazione e lo stato dei lavori da parte dei relatori che abbiamo assieme a noi. Quindi introduco il nostro intervento a più mani, parto io con l'illustrazione di alcuni aspetti del nostro progetto che abbiamo chiamato una Smart Circular Land per lo sviluppo sostenibile locale e che ho elaborato assieme, come dicevo, alla collega Stefania Troiano e con la collaborazione fin dall'inizio in pratica del progetto della dottoressa Mari Cagon che collabora sempre con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche del nostro Ateneo. Allora, dicevamo il nostro progetto. Allora, partiamo alla grande. Oggi ci sono stati ci saranno eventi durante la giornata. Uno in particolare questa mattina ha presentato proprio un rapporto su come l'Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile viene attuato a livello territoriale a cura dell'ASVIS, si è svolto questa mattina. Ebbene, anche tutti i nostri progetti, quello con la comunità collinare, quello con la regione, hanno ovviamente come riferimento questo documento che da poco ha celebrato i suoi 5 anni dalla emanazione, dall'approvazione da parte delle Nazioni Unite, che è l'Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi, credo ormai piuttosto noti e stracitati in vari contesti. Ecco, sappiamo dal punto di vista proprio anche del tempo e della logica, in un certo senso anche della gerarchia, come alla luce del documento internazionale delle Nazioni Unite del 2015, poi i vari paesi che lo hanno approvato si siano dotati di specifiche strategie. Questo è accaduto nel 2017, pubblicata nel 2018, con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile,
che è un nostro grande quadro di riferimento e che fra l'altro sta vivendo adesso un processo di riforma, e ricordo che fra un mese circa, il 20 e 21 gennaio, ci sarà una conferenza nazionale sullo sviluppo sostenibile, doveva tenersi in questi giorni ma è stata rinviata a metà gennaio, attorno alla quale proprio ci sarà un ampio confronto sulla ridefinizione e sull'aggiornamento della strategia nazionale. La strategia nazionale a sua volta ha previsto che le regioni e le province autonome si dotino di una loro documento, di una loro visione strategica sullo sviluppo sostenibile, come sta accadendo, ma non anticipo nulla perché ne parleranno i relatori successivi, a livello regionale con la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia. Ebbene, il lavoro di cui noi ci stiamo occupando è un inserimento circolare dei vari livelli, internazionale, nazionale, regionale, con un lavoro che abbiamo avviato con la comunità collinare del Friuli già in un certo senso a fine 2017, perché ricordo che a fine 2017, dicembre 2017, la comunità collinare del Friuli, questo consorzio volontario di 15 comuni del Friuli collinare, ha creato questa organizzazione nel 52 anni, 53 anni fa addirittura a sto punto, perché appunto era il lontano 1967 quando si costituì questa comunità collinare. A 50 anni, celebrando i 50 anni, c'è stato un evento in cui si è cominciato a chiedere: ma cosa può essere la comunità collinare del Friuli dei prossimi 50 anni? E da lì è nata questa ipotesi di immaginarla come un laboratorio di una smart circular economy, di una sorta di smart circular land proiettata verso la promozione di uno sviluppo sostenibile locale, ad alta valenza innovativa, quindi smart, e orientato anche ad una logica molto importante a livello internazionale, in particolare europeo, e quindi anche nazionale e regionale, in una logica circolare, non solo di economia circolare strettamente legata al mondo dell'impresa, ma in maniera più vasta, al punto da immaginarla, di potersi ripensare come una comunità collinare / circolare del Friuli. Ecco allora che nasce questo progetto concordato e costruito assieme alla comunità collinare del Friuli. Ricordo a questo proposito che il progetto venne impostato assieme al presidente che era Mirko D'Affarra, e poi a seguito gestito assieme al presidente Paolo De Simon, e oggi con la nuova anche configurazione istituzionale continuato con l'attuale governance della comunità collinare del Friuli. Ecco, l'obiettivo generale appunto è quello che ho già illustrato, è sviluppare, no, un progetto in cui veda la comunità collinare orientato ad obiettivi di sostenibilità, circolarità e competitività, secondo queste logiche, a livello non solo regionale ma anche nazionale, perché di no continentale, pensiamo a tutta la progettualità europea. 4 sono sostanzialmente le azioni che abbiamo immaginato: il coinvolgimento degli attori del territorio, un progetto con le scuole, un coinvolgimento dei cittadini, anche creare opportunità di sinergia e fundraising, insomma vedere la comunità collinare come una protagonista di quella che è stata chiamata e viene chiamata la cosiddetta spinta gentile, cioè quello che accompagna il proprio territorio, le popolazioni che vivono all'interno dell'area di riferimento verso le logiche della sostenibilità. Vediamo il primo punto, saremo veloci. Coinvolgimento di attori del territorio e dei cittadini. Beh, innanzitutto abbiamo raccolto e stimolato la raccolta all'interno del territorio dei 15 comuni della comunità collinare del questionario per le città della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, lanciato all'interno del progetto Green City Network, che ha visto una indagine presso le amministrazioni regionali del Friuli Venezia Giulia, curata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile su incarico della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. A maggio sono stati presentati i risultati regionali, ma contemporaneamente noi abbiamo cercato di raccogliere presso i 15 comuni lo stesso questionario, ma in maniera sistematica. Abbiamo raccolto diverse informazioni che ci portano a dare una fotografia di alcune dimensioni di sostenibilità del territorio, come quello, per esempio, qui sono una selezione delle domande, delle numerose domande di questo questionario, con alcuni risultati emersi nell'ambito dei comuni. Vi ricordo che qui i numeri si riferiscono a quanti dei 15 comuni hanno dato questa indicazione, no? Su quale, per esempio, misure che concorrono al miglioramento della qualità dell'aria
e a livello locale sono state adottate delle misure. Vedete, molto è stato fatto sull'utilizzo delle fonti rinnovabili, ma anche nella riduzione dei consumi di energia. Ricordo che fra l'altro la Comunità Collinare a luglio ha lanciato un interessante progetto legato alla dimensione di essere una zona oil free, cioè libera dal petrolio, per dirla così, o comunque lavoro attorno alla questione delle comunità energetiche dei cittadini. Ma ci sono anche esplorazioni su alcune dimensioni ancora da attuare, per esempio il censimento di edifici o aree dismesse, abbandonate o sottoutilizzate. La maggior parte non l'ha fatto, ma al contempo sono state fatte in 12 comuni su 15 azioni di riqualificazione, riuso e retrofitting del patrimonio costruito esistente. Oppure la classica, direi, domanda legata alle tematiche della sostenibilità, in questo caso ambientale, ma non solo, che è la produzione di rifiuti e soprattutto la raccolta differenziata. E vedete, queste sono le percentuali che vanno da un minimo del 77%, un minimo piuttosto alto, ad un massimo che arriva all'87%. Tenete conto che i dati regionali vedono la regione attorno al 66-67% di raccolta differenziata, e anche nel progetto generale Green City le percentuali che vedete qui nei 15 comuni si sono dimostrate generalmente più basse, quindi virtuosità da questo punto di vista. Riqualificazione energetica degli edifici pubblici, quasi tutti l'hanno adottata con degli programmi specifici, così invece c'è un lavoro di potenziale, il progetto che ricordavo prima riguarda questo, anche di sviluppo della produzione e dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, che è stato segnalato solo da 2 comuni su 15, quindi questo è uno spazio su cui sicuramente lavorare. Ancora, sempre a titolo esemplificativo, per concludere questa carrellata rapida delle risposte al questionario Green City, comunque noi nel report che progressivamente consegniamo alla Comunità Collinare abbiamo dato riscontro di tutte le risposte date dai 15 comuni. Ecco, per quanto riguarda le anomalie climatiche, tema di grande attualità, quello delle azioni legate alle anomalie climatiche, quali sono le dimensioni maggiormente presenti? Sono state segnalate soprattutto le alluvioni, questo riguarda anche a livello generale della regione, mentre meno rispetto a quello della regione è la segnalazione di problemi legati a temperature elevate. Non esistono, e questo può essere un altro ambito di sollecitazione per il ruolo della Comunità Collinare, qualcosa che riguardi una pianificazione, anche se si sta lavorando su questo a livello regionale, sui cambiamenti climatici, soprattutto dal punto di vista della prevenzione, della riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione al rischio da cambiamento climatico. Ecco, questo è un esempio del lavoro che stiamo facendo, conoscitivo, coinvolgendo le amministrazioni comunali. Qual è un altro tema che abbiamo cercato di sviluppare? È proprio il coinvolgimento degli attori del territorio, non solo gli amministratori pubblici, ma anche gli imprenditori, gli attori sociali, i cittadini, il personale tecnico-amministrativo e in generale gli stakeholders del territorio. Ecco perché avevamo immaginato all'inizio dell'anno, ma già l'altro anno l'avevamo progettato, questa sequenza di incontri che dovevano tenersi secondo queste modalità e queste date che vedete qui rappresentate, ma che sono andati tutti a essere rinviati, stoppati per le esigenze che sapete, per i problemi che sapete, che anche ci portano a questo webinar. Però le iniziative le stiamo recuperando. Ad ottobre abbiamo partecipato all'evento Ti regalo il mio tempo per un incontro con il mondo del volontariato. Abbiamo proseguito il lavoro legato alle Proloco, abbinandolo ad un progetto che è stato sostenuto anche dal Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura friulana dal punto di vista degli eventi legati alla cultura e alla lingua friulana, e oggi siamo a recuperare i 2 webinar, li abbiamo fusi in uno, che riguardano la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e la misurazione dello sviluppo sostenibile. Ricordavo l'esperienza importante che abbiamo avuto a ottobre con il mondo del volontariato, come vedete dalla foto in basso a destra, in presenza, con tutti gli accorgimenti che prevedevano e continuano a prevedere, potenziandoli, la normativa, e abbiamo avuto questo bel incontro dove abbiamo parlato di volontariato, abbiamo presentato alcune delle cose che stiamo raccontando adesso, abbiamo raccontato come nel report emerge che il terzo settore nella Comunità Collinare del Friuli è particolarmente vivace, particolarmente presente, con un certo numero
importante, 380 di istituzioni non profit, 74,2 istituzioni ogni 10.000 abitanti, con un numero di volontari molto importante coinvolto, oltre 7.500, circa 1.500 volontari persone ogni 10.000 abitanti della Collinare fanno esperienze di volontariato. Quindi un tessuto sociale anche molto attivo su cui stiamo lavorando. A questo punto, per la parte finale di presentazione del nostro progetto, lascio la parola e il microfono alla collega Stefania Troiano, che completerà l'illustrazione della nostra iniziativa. Grazie professor Marangon e buonasera a tutti. Allora in questo nostro progetto in cui si riflette anche sul futuro della comunità collinare del Friuli, non potevamo non raccogliere anche l'opinione, la percezione di ciò che i bambini, di ciò che i giovani cittadini del territorio pensano appunto del loro territorio, ed è proprio per questo che abbiamo lanciato un progetto a favore delle scuole che è attualmente in corso, ben consapevoli del fatto che nell'ambito della comunità collinare del Friuli tanto si è fatto, tanto stanno facendo gli istituti comprensivi proprio per quanto concerne l'educazione alla cittadinanza attiva, puntando ad un'educazione di qualità. Ecco, ciò nonostante ci siamo sentiti in dovere proprio di affiancare questi loro sforzi con un progetto specifico. Per questo motivo abbiamo chiesto l'intervento anche dell'AREA, del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale, per la grande esperienza che ha in questo ambito, perché ecco, nessuno meglio di loro poteva supportarci, aiutarci, cercando di educare, di capire come si possono educare i giovani cittadini verso la sostenibilità, con un approfondimento proprio specifico sul concetto di sostenibilità e con un approfondimento anche sugli obiettivi già citati dal professor Marangon della sostenibilità lanciati dalle Nazioni Unite, con appunto l'obiettivo specifico di ottenere un documento da lasciare alla comunità collinare del Friuli, con un'analisi fatta proprio da questi giovani cittadini. Sempre nell'ottica poi di costruire insieme, come diceva l'ingegner Vatta, era importantissimo anche per questo progetto coinvolgere tutti i cittadini del territorio, e in questo senso è stato molto utile l'appoggio e la commistione che c'è stata e che c'è ancora con il percorso di costruzione della strategia regionale di sviluppo sostenibile, nel cui ambito è stato lanciato proprio un questionario presso tutti i cittadini della regione, di cui vi parlerà successivamente più diffusamente la dottoressa Ortiz, che ci ha consentito di raccogliere proprio l'opinione dei cittadini anche nella comunità collinare del Friuli. Un paio di centinaia, come potete vedere, sono i questionari che sono stati raccolti proprio in questo territorio, e che raccolgono proprio le opinioni in merito ai vari aspetti della sostenibilità. Ecco, un ulteriore passaggio, sebbene sia ancora in corso, è quello che il progetto sta cercando di fare in merito all'analisi, diciamo, economico-finanziaria del patrimonio della comunità collinare del Friuli, verso diciamo un ripensamento della programmazione della comunità con la logica dell'economia circolare. È un ambito del progetto su cui sta lavorando molto attivamente il collega professor Alessandro Lombrano, che appunto sta valutando in maniera approfondita la situazione economico-finanziaria della comunità,
per cercare proprio di mettere in luce tutte le potenzialità del bilancio e tutte le opportunità che ci sono di intraprendere proprio quella spinta gentile già citata dal professor Marangon, in maniera tale da utilizzare al meglio gli asset che ha a disposizione la comunità, con un occhio di riguardo, proprio come dicevo, ai concetti dell'economia circolare, alla sostenibilità naturalmente, perché tante sono le potenzialità che ci sono all'interno della comunità. Come vi dicevo, questa è una parte di progetto che ancora si sta realizzando. Ecco, vale la pena sottolineare anche che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, proprio perché si è impegnato fin dall'inizio a sostenere tutte le regioni nell'opera di implementazione, di realizzazione proprio delle strategie e delle azioni a livello locale della sostenibilità a medio e lungo termine. Diciamo che con quest'idea il Ministero ha lanciato un bando nell'ottobre del 2019 per finanziare dei progetti di ricerca proprio con quest'idea di rendere concreti tutti diciamo, i progetti volti allo sviluppo sostenibile. Ecco, nell'ambito di questo bando l'Università di Trieste, in collaborazione con l'Ateneo di Udine, ha presentato un progetto di ricerca in cui la comunità collinare del Friuli, assieme al gruppo di azione locale Carso, viene presentato come un laboratorio in cui proprio realizzare un percorso di sviluppo sostenibile che abbia un'elevata valenza innovativa e che sia orientato ad una logica di economia circolare. Ora, i lavori sono stati avviati concretamente durante un evento che si è realizzato nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile il 28 settembre 2020 ed è stato oggetto anche più di recente, il 13 novembre, di un tavolo di lavoro in cui c'è stato proprio l'approfondimento della declinazione degli obiettivi e degli indicatori di sostenibilità a livello comunale, a livello locale, in cui si è avuto modo proprio di presentare il progetto che riguarda anche la comunità collinare del Friuli. Ecco, questi sono diciamo, gli ultimi passi da compiere ancora nell'ambito di questo progetto. C'è ancora del lavoro da fare, ci sono ancora delle sfide da cogliere, ma siamo molto contenti, ecco, di questo lavoro, di quanto finora abbiamo fatto. Grazie per l'attenzione. Grazie, ma sembra che mi ringrazi da solo, quindi grazie alla collega Troiano per il suo contributo e per aver completato la nostra introduzione, che spero abbia dato un quadro. L'abbiamo già presentata in alcune occasioni, ma ogni volta ci diamo un'enfasi, un taglio diverso. Chi ci ascolta, molti forse l'hanno ascoltata per la prima volta e ci teniamo molto a comunicare l'importanza di questo progetto e gli esiti. Andiamo avanti ancora per alcuni mesi, con la primavera del 2021 completeremo il nostro percorso assieme alla comunità collinare. Ecco, questo è il punto di riferimento e avete sentito che fra le iniziative di questo progetto ci sono anche questi incontri, come il webinar di stasera, e ai quali abbiamo invitato importanti ospiti. A questo punto allora proseguirei con il programma passando la parola e quindi richiamandolo in video e in audio al direttore generale di ARPA Friuli Venezia Giulia, Stelio Vatta, che è anche la persona che abbiamo inizialmente incontrato nella sua veste tuttora vigente di coordinatore del gruppo di lavoro interdirezionale, scusate, sulla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. A questo punto allora passo la parola all'ingegner Vatta e io tolgo la condivisione
della mia presentazione, Stelio, quindi se vuoi provare a condividere la tua, va bene? Facciamo così? Proviamo. Prego, Ingegner Vatta. Allora, grazie Francesco, grazie per importanti, ma penso che siamo uno dei tanti attori, lo dico senza falsa modestia, e lo dico proprio nello spirito che prima avevo richiamato di costruire assieme un po', e questo è il motto che ci siamo inventati, che abbiamo coniato e che è stato condiviso da tutti, è stato condiviso dalla Regione, è stato condiviso da voi, mi rivolgo quindi a te come rappresentante dell'università, uno degli attori importanti che abbiamo coinvolto nella strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, un adempimento diciamo di legge, e quindi si potrebbe in un primo momento pensare che è un obbligo, ma in realtà tale non è veramente un'opportunità da sfruttare. Ok, bene, ARPA e sviluppo sostenibile. Allora io non vedo più, non so se gli altri vedono le slide. No, non si vedono. Vediamo te di nuovo, vediamo te. Allora, aspettate un attimo. Adesso sono tornato, riproviamo. Adesso si vede? Sì, adesso rivediamo. Vediamo la versione con le note e con le slide a lato, però, non la presentazione. Eccolo, adesso... perfetto. Benissimo. Okay. Quindi riprendiamo. Quindi torniamo un attimino indietro. Quindi, ecco, ARPA e lo sviluppo sostenibile. Quindi la mia avventura nello sviluppo sostenibile è iniziata in tempi non sospetti, quando non ero ancora stato indicato come direttore generale dell'ARPA, e devo dire che l'aver mantenuto in un ruolo di coordinatore della strategia regionale, un carico che mi era già stato affidato prima, è venuto naturale. È venuto naturale perché ho trovato un'ARPA, un'agenzia regionale di valutazione ambientale, già molto sensibile allo sviluppo sostenibile, che aveva già intrapreso un certo percorso, e quindi mi è facile vestire questo duplice ruolo, anzi credo che è ancora più semplice realizzare quell'importante sinergia fra l'agenzia e le direzioni generali della nostra regione, tutte quante, nessuna esclusa. Come si sviluppa l'impegno dell'ARPA per lo sviluppo sostenibile? Ma direi che sono 3 capitoli nei quali noi ci riconosciamo per questo tema. La prevenzione e il controllo di gestione, inteso come forme di protezione dell'ambiente, dove confluiscono tutte le attività messe in campo dall'agenzia per sostenere ed affrontare all'interno ma anche all'esterno la trasformazione nell'ambito della protezione dell'ambiente, per superare una situazione che è quella dell'approccio command and control, e andare viceversa verso un approccio di tutela preventiva, di conoscenza, di gestione degli impatti ambientali. E il secondo punto, il supporto tecnico e collaborazione della pubblica amministrazione, è una cosa, diciamo, insita nel DNA dell'ARPA, solamente che nello sviluppo sostenibile noi la interpretiamo in una maniera diversa, quindi lo interpretiamo non solo come quello che normalmente e istituzionalmente la Regione si aspetta, cioè un sostegno tecnico, una collaborazione tecnica nell'emissione ad esempio dei pareri, oppure nella conduzione di quelle attività di monitoraggio e controllo del territorio che sono proprie dell'ARPA, ma possiamo affiancare la pubblica amministrazione proprio nel far capire come agire, quindi come dare quell'immagine e quell'esempio che i cittadini sicuramente si aspettano dalla pubblica amministrazione orientata allo sviluppo sostenibile. Tutto questo lo troviamo nella progettualità strategica dell'ARPA, il terzo punto, quindi negli obiettivi progettuali
che si inseriscono tutti quanti nel quadro della strategia nazionale dello sviluppo sostenibile, o meglio, vengono interpretati dai vettori di sostenibilità. L'ARPA è una struttura molto complessa, quindi si adattano più i vettori di sostenibilità, ma lo vedremo un attimino dopo, che non, diciamo, un percorso orientato ai singoli 17 goal dell'Agenda 2030. Diamo alcuni flash, alcuni esempi. Prevenzione, controllo e gestione di forme di prevenzione dell'ambiente. Come lo esplicitiamo? Come lo facciamo? Ma un esempio può essere, ad esempio, quello di Informimpresa, quindi uno sportello, un'attività di sportello di informazione rivolto alle imprese, ma non solo, che ARPA Friuli Venezia Giulia ha avviato fin da ottobre 2016. Quindi abbiamo creato dei punti fisici nei quali il nostro personale incontra fisicamente chi ha bisogno di informazioni per lavorare, per fare impresa. Gli sportelli fisicamente si trovano presso la sede degli industriali a Pordenone, presso la sede di Confindustria a Udine, mentre per le sedi della Confindustria di Gorizia e Trieste abbiamo attivato un punto di contatto presso il Dipartimento di Gorizia. In questo momento ovviamente causa la pandemia i contatti fisici non ci sono, ma abbiamo continuato ad ascoltare, a prestare questa assistenza ovviamente da remoto. Le modalità di contatto si trovano semplicemente molto facilmente sul nostro sito. Cosa abbiamo portato a casa di questa esperienza? Ma abbiamo visto che pervengono richieste che vanno da semplici chiarimenti su argomenti già affrontati, quindi la risposta viene fornita direttamente in loco, diciamo al momento del contatto, ma talvolta ci vengono sottoposti degli argomenti un attimino più complessi che bisogno di approfondimenti che noi poi facciamo al nostro interno e comunque diamo una risposta. Quindi l'importante è che chi si rivolge a noi tramite Informimpresa ha sempre comunque una risposta, quindi non si trova abbandonato a condurre qualche volta, se mi permettete, la battaglia, diciamo, per aprire, per migliorare, per implementare un'attività imprenditoriale. Parlando di formazione, ma già chi mi ha preceduto ha ricordato il Larea, e ad esempio cosa facciamo? Facciamo la scuola per l'ambiente, quindi ogni anno calendarizziamo una serie di incontri. Quest'anno sono stati 12 seminari, ovviamente li abbiamo tenuti online, sono degli eventi completamente gratuiti, una durata di circa 2 ore ciascuno, attraverso i quali noi puntiamo a realizzare una formazione che incrementi la conoscenza e approfondisca tematiche ambientali che interessano sia la pubblica amministrazione, ma non solo, anche il mondo professionale e l'impresa. I partecipanti provengono da tutti questi 3 ambiti. Quindi sono le iniziative in cui noi mettiamo la nostra competenza, intesa come competenza professionale propria, diciamo, dei nostri operatori, ma anche come esperienza che facciamo sul territorio. Bene, noi la mettiamo a disposizione di tutti quanti. Per accennare le tematiche che quest'anno abbiamo affrontato il tema del radon, abbiamo affrontato i piani di monitoraggio delle derivazioni d'acqua e determinazione del deflusso minimo vitale, argomento dei pollini, gestione rifiuti, biodiversità e biomonitoraggio, modellistica ambientale, trattamento acque reflue domestiche e emissioni in atmosfera. Quindi vedete che abbiamo affrontato dei temi trasversali, dei temi che sono di forte interesse appunto non solo per la pubblica amministrazione, ma vogliamo proprio aprirsi anche al mondo delle imprese e ai professionisti, che non sempre trovano facilmente da altre parti, da altre fonti, diciamo, queste informazioni che abbiamo la presunzione di definire autorevoli. Venendo al discorso di promozione di strumenti di sostenibilità, mi è facile ricordarne 2, l'EIMAS e l'Ecolabel, che ci vedono entrambi protagonisti, sia nell'EIMAS, dove diciamo interveniamo come
con autorità a supporto del processo di riconoscimento del certificato EMAS, ma anche nell'Ecolabel. Cosa assistiamo purtroppo in questo momento? Ma assistiamo a una certa sofferenza per questi due strumenti di certificazione ambientale. Assistiamo a un calo delle registrazioni EMAS e anche a un calo delle licenze Ecolabel. Questo qua forse può essere legato anche al particolare momento che stiamo vivendo, che sicuramente non è facile fare imprese in questo momento, non è facile sviluppare, non è facile proiettarsi verso il futuro, ma riteniamo che possa essere un momento in cui si possa pensare anche di investire. Quindi per EMAS abbiamo notato un recente impegno nel portare avanti lo storico attestato del distretto del mobile e ne osserviamo in un certo qual senso l'attualizzazione, quindi un aderire di più a quello che è lo stato dell'ambiente attuale. Molto interessante il discorso dell'Ecolabel, perché otteniamo, sempre su ambito regionale, assistiamo a un forte interesse per quanto riguarda l'utilizzo dell'Ecolabel, quindi del marchio Ecolabel, nel campo del turismo sostenibile. Ci sono dei target di turisti che frequentano la nostra regione che sono particolarmente attenti a preferire, a dare la preferenza a strutture che lavorino che abbiano il proprio DNA, diciamo, la cultura dello sviluppo sostenibile. Quindi vedete che il nostro impegno è veramente a 360 gradi. E concludendo, per quello che è col supporto tecnico e la collaborazione della pubblica amministrazione, che è un compito istituzionale, anche se noi cerchiamo di interpretarlo per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile in una maniera diversa. Quindi siamo parte attiva per quanto riguarda la redazione della strategia regionale dello sviluppo sostenibile. Non siamo l'unico attore, in questo la Regione è assistita dalle due università e quindi approfitto anche di questa occasione, Francesco, per ricordare i due atenei, quindi tu e l'amico Gianluigi Galenti dell'Università di Trieste, perché penso che abbiamo fatto scuola, ecco. A parte il fatto che, senza dimenticare ovviamente il terzo soggetto, l'APE, l'Agenzia per l'Energia della Regione, che ci ha assistito e ci continua ad assistere in maniera splendida. Abbiamo dato un po', penso, l'esempio di quello che si può fare attingendo alle risorse regionali e lavorando assieme. Penso che, e mi auguro, diciamo, che in primis i nostri cittadini, seguiti dalle municipalità, rimarranno piacevolmente sorpresi dal percorso che stiamo facendo per l'adozione, che la Regione sta facendo per l'adozione della strategia regionale dello sviluppo sostenibile, perché è un percorso che è proprio iniziato dal basso, sentendo tutti, e questo è importante, le cose vanno condivise e non calate dall'alto. Il nostro impegno continua nell'ambito della strategia di specializzazione intelligente, il gruppo di lavoro S3 Ambiente ed Energia. Questo è una sfida importante perché è un progetto ambizioso, 2021-2027 se ben ricordo, quindi ci saranno importanti risorse economiche sulla imposta che mi auguro verranno spese bene. Per non dimenticare anche il supporto all'autorità ambientale della Regione, un incarico assegnato al direttore centrale di difesa dell'ambiente, ma direi che in questo momento l'assessorato difesa dell'ambiente ha la fortuna, diciamo, di avere due strutture, la direzione centrale ambiente e l'ARPA, che credo mai come adesso, come in questo periodo, stanno lavorando assieme, facendo sinergia e quindi avendo la possibilità di sviluppare meglio alcune azioni. Si può ricordare anche il nostro impegno nell'ambito del Green Public Procurement, quindi il famoso GPP,
progetto europeo. Noi ovviamente siamo attori non passivi ma attivi del progetto, e all'interno nostro cerchiamo ovviamente di mettere in pratica quegli insegnamenti, quei principi per quanto riguarda poi concretizzare acquisti che possano dare come oggetti delle cose, delle materie, dei servizi che abbiano seguito tutto il loro percorso e abbiano aderito ai criteri dello sviluppo sostenibile. Notiamo purtroppo che non sempre questo è possibile per una qualche ancora, diciamo, refrattarietà del mondo produttivo. Non sempre, diciamo, le imprese sono state attente o pronte, diciamo, a recepire questi messaggi che gli sono stati dati. È importante che lo facciano nel minor tempo possibile, perché credo che ne va della sopravvivenza sul mercato. Per quanto riguarda la strategia regionale, lascerò poi la parola a Enzo Dall'Osto, che è stato con me, diciamo, nella prima esperienza, proprio quando abbiamo scritto Progettiamo Insieme, eravamo insieme. Quindi sicuramente, diciamo, potrà essere buon testimone di come è partita, di come si sta sviluppando lo sviluppo sostenibile, la strategia nella nostra regione. Vorrei concludere con quello che accennavo prima, cioè i vettori di sostenibilità, nei quali noi ci riconosciamo. Ecco, per noi ci è facile, diciamo, riassumere e spiegare, diciamo, illustrare quello che facciamo con i vettori di sostenibilità. I vettori di sostenibilità sono 5, sono la conoscenza comune, sono il monitoraggio e valutazione di politiche, piani e progetti, istituzione, partecipazione e partenariati, educazione e comunicazione, modernizzazione della pubblica amministrazione. In pratica nei 5 troviamo tutti gli obiettivi di Agenda 20, ma sono raggiunti con delle azioni trasversali. L'ARPA è una struttura complessa, quindi ben si adattano i vettori di sostenibilità all'agenzia che io dirigo. E come questo siamo andati a rappresentarlo? Ma siamo andati a rappresentarlo con un'infografica che è simpatica, con dei trenini, quindi i trenini sono orientati ai vari vettori di sostenibilità, e ogni vagoncino rappresenta un focus della nostra attività. In questa maniera noi abbiamo incrociato le nostre attività con i vettori di sostenibilità, e questo è il nostro esempio di come la pubblica amministrazione può spiegare ai cittadini, perché è importante che questo si faccia, come si sta dando il piccolo contributo, ognuno dà un piccolo contributo per raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030, che sono veramente molto ambiziosi, e il fatto che si parli di Agenda 2030 si dica magari ma siamo appena alla fine del 2020, quindi mancano 10 anni, beh, guardate, sarà dopodomani, non sarà domani, ma sarà dopodomani, il tempo scorrerà molto, molto velocemente. Piccolo esempio di come poi queste cose le rendiamo trasparenti. Tutte queste informazioni sono facilmente rintracciabili sul nostro sito. Per ogni focus, per ogni vettore di sostenibilità, noi abbiamo realizzato delle schede riassuntive. Questa è ad esempio il focus sul Falconese, dove noi raccogliamo dati e informazioni ambientali e elaboriamo delle mappe delle pressioni, e quindi diamo il contributo al supporto delle decisioni. E quindi ci sono questi trenini, diciamo, che ci permettono e ci accompagnano sulla strada dello sviluppo sostenibile. Ho finito. Ringrazio ancora per l'attenzione. Grazie all'ingegner Latta, grazie mille per questa illustrazione dell'esperienza all'interno del progetto di strategia regionale, ma anche in particolare nella più recente veste di direttore generale dell'ARPA con le sue attività. ARPA che è protagonista del lavoro che stiamo facendo, che mi ha ricordato, assieme alla regione, ad APE Friuli Venezia Giulia.
Ecco, a proposito di strategia regionale, passiamo allora, c'è già stato un passaggio annunciato da parte dell'ingegner Vatta alla struttura regionale, di cui faceva parte in maniera strutturata l'ingegner Vatta, e che ci racconta con l'intervento di Enzo Dall'Osto per lo staff programmazione comunitaria per lo sviluppo sostenibile, la situazione di realizzazione e di costruzione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Allora, do la parola a Enzo Dall'Osto e adesso condivido io le sue slide e attendo le sue indicazioni. Va bene Enzo? Allora, man mano tu mi dici, io procedo. Ecco, io preferisco, intanto buonasera a tutti, preferisco sempre di avere un supporto esterno proprio per evitare che ci siano poi difficoltà nell'inserimento della documentazione. Dopo l'analisi e l'intervento dell'ingegner Vatta, al quale ho avuto il piacere di avviare proprio assieme, avviare tutta la parte più importante, che era poi la parte economica, no? Cioè riuscire ad ottenere dal Ministero, dal MAT, il finanziamento per insieme alle altre 20 e più 20 regioni e le province autonome, ottenere quindi il finanziamento per portare avanti questo volume di lavoro. Ecco. E quindi un saluto all'ingegner Vatta, che rimane sempre il coordinatore del gruppo di lavoro della strategia regionale sviluppo sostenibile, ma anche ho il piacere di portare i saluti dell'assessore regionale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, anche in questo caso, Fabio Scoccimarro, del direttore ingegner Massimo Canali, che è direttore della direzione centrale sempre della difesa dell'ambiente e sviluppo sostenibile, e di tutto lo staff regionale, i colleghi e anche gli altre, quindi le due università e APE, che fino ad oggi ci hanno supportato e hanno coordinato con noi tutto il lavoro che adesso vi vado ad illustrare. Quindi per cortesia puoi passare avanti la prossima slide. Ecco, in sintesi, come vedete, quest'anno è passato veloce, no? Un po' per l'argomento del Covid, ci sembra un po' a tutti che sia stato molto più veloce. E noi siamo partiti proprio dopo il finanziamento, perché potevamo farlo, potevamo iniziare questa impresa solamente dopo aver ottemperato anche a tutta una serie di atti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Ministero, che ci davano la possibilità poi di attivarci già in gennaio, cosa che è stata fatta. Quindi una prima riunione della cabina di regia in gennaio, una consultazione pubblica che era prevista in tutto l'anno, durante quest'anno, partecipazione a tutte le iniziative tra il Ministero e le regioni, anche queste con una certa continuità. Devo dire che l'approccio col Ministero è una delle cose migliori che io ho potuto riscontrare, perché il Ministero ha personale, funzionari preparati e motivati, quindi abbiamo potuto anche elaborare facilmente molta documentazione perché avevamo un supporto da parte del Ministero. Riunione dei gruppi di lavoro interdirezionali alla quale fanno parte praticamente tutte le direzioni della regione, e avvio perché il Ministero ha ritenuto importante, dopo il primo bando a cui abbiamo partecipato, avviare anche un secondo bando che abbiamo avviato in luglio di quest'anno. Quindi praticamente andremo ad usufruire di 2 finanziamenti da parte del Ministero. Sono stati eseguiti tutta una serie di incontri che stiamo completando e completeremo probabilmente entro la fine dell'anno o
qualche piccolo ritocco verrà fatto a gennaio del 2021 con le direzioni centrali del nostro ente, del mio ente. Poi quando finisco, poi cortesemente passare alla slide successiva. Ecco, qua potrebbero sembrare dei numeri sterili e me ne rendo anche conto, però alla fine volevamo dare la consapevolezza, no, da parte di chi segue questo webinar, che un lavoro, uno si può ottenere un risultato solo, come diceva prima Stelio Vatta, l'ingegner Vatta, solo tramite la compartecipazione di tutti, no? E anche gli interventi che mi hanno preceduto danno questo segnale, no? Il risultato finale potrà essere ottenuto solo con la collaborazione di tutti gli enti, ma anche della società civile, dei comuni, perché la strategia, si parla, è un qualcosa che dovrà adattarsi, no, anche nel tempo, quindi nel 2021, a quelle che sono le mutazioni, non da ultimo quelle che ci imporranno in qualche modo i problemi legati al Covid e all'economia dall'economia nazionale. Quindi abbiamo presentato un primo rapporto, bozza di rapporto di posizionamento, analisi dei primi risultati della consultazione pubblica. Faccio sempre riferimento quindi il rapporto di posizionamento, dietro c'è il supporto grandissimo delle due università, l'Università di Udine e l'Università di Trieste. Per quanto riguarda l'analisi dei primi risultati della consultazione pubblica, sempre elaborati da loro, ma forniti e in qualche modo elaborati, studiati e gestiti da APE, Agenzia per l'Energia della nostra regione. Poi organizzazione incontri con le singole strutture dell'amministrazione regionale. Puoi andare avanti, grazie. Ecco, quindi anche appunto incontri, quelli che prima vi accennavo, tutta una serie di incontri con le strutture della nostra amministrazione, a cura del gruppo di lavoro tecnico-scientifico della Regione Friuli-Venezia Giulia, ma anche di ARPA. Abbiamo collaborato, quello che diceva l'ingegner Vatta è vero, una sinergia vera, compatta, con una visione comune. Quindi avevamo dei colleghi di ARPA e abbiamo dei colleghi di ARPA che ci stanno seguendo, e poi Università di Trieste e Università di Udine, organizzati col supporto quindi anche del gruppo di lavoro interdirezionale. Ne abbiamo fatti molti, un primo giro di incontri si è concluso proprio all'inizio di questo mese, e dove abbiamo generato tutte le possibilità di ampia partecipazione e condivisione, no? Come recita il logo della strategia regionale di sviluppo sostenibile, costruiamo assieme. E poi anche perché questa visione è didovuta non intrinsecamente anche per tutti coloro che devono fare qualcosa di importante e che poi diventa di riferimento, in questo caso per una comunità, ma proprio è stato fortemente voluta dal Ministero. Il Ministero ha detto: fate tutto quello che serve per avere delle informazioni, delle dichiarazioni, delle esperienze dal basso, delle esigenze dal basso. E così un po' è partita la strategia. 18 incontri in totale, quindi ribadisco, coinvolte tutte le direzioni centrali, gli enti regionali come ERSA, Ente Tutela Patrimonio Ittico, Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, l'ERPAC, Ente Regionale Patrimonio Culturale, proprio per avere un'ampia diffusione di quelli che sono, di quello che stavamo facendo, di quelli che erano i nostri obiettivi, i nostri intendimenti, ma di condivisione. Per cortesia, se puoi passare alla prossima slide. Ecco, credo che ne parlerà qualcuno forse in modo più approfondito. Abbiamo collaborato anche alla definizione del questionario online, che si è concluso in settembre con un grosso risultato di partecipazione, posso dire superiore alle aspettative. Abbiamo fatto
a cura di APE, incontri pubblici con gli enti locali in genere e di imprese. Come vedete, cioè, sono tutte date di elementi importanti che ci hanno accompagnato durante tutto l'anno, no? Vedete, il 15 settembre abbiamo avviato poi questi questionari online, il 6 di febbraio, e poi non da ultimo 3 incontri sui temi della sostenibilità. Puoi andare avanti, grazie. Beh, solo li cito, io a qualcuno ho anche partecipato, quindi temi molto forti e di attualità, no? Quale scuola a settembre, le lezioni del Covid-19, associazioni 17 Goal, perché anche tutto il terzo settore, l'associazionismo in qualche modo è stato coinvolto. Puoi andare avanti, grazie. Biosfera, monouso, come invertire la rotta. Turismo a chilometri 172, un bel incontro a cui ho partecipato, dove c'era anche, perché lo cito perché è conosciuta, insomma, c'era anche la giornalista Cristina Gabetti a portare la sua testimonianza, la sua esperienza. Turismo a chilometri 172, che sono i chilometri che separano Sappada a Muggia, quindi praticamente dava l'idea che con questo percorso tutta la nostra regione è unita sui temi e sugli obiettivi. Come vedete sono richiamati i goal 12, 13 e così via, no? 3, 14, proprio perché tutti i 4 incontri APE li aveva organizzato proprio con quell'indirizzo. Puoi andare avanti, grazie. Beh, ecco, anche qua richiamo quindi la stipula del secondo accordo della regione col Ministero Ambiente e Tutela del Territorio. Ci sono dei tempi da rispettare, per quello stiamo correndo. Come vedete la conclusione sarà dicembre 2021, che come citava prima l'ingegner i mesi e gli anni su queste cose sono molto stretti e si percorrono qualche volta troppo velocemente. Qui citiamo anche un importo, quindi le somme che ha messo a disposizione in modo uguale per tutte le regioni e le province autonome sono, diciamo, idonei per poter fare questo lavoro, e mi pare che questa dovrebbe essere l'ultima mail. Ecco, qua c'è, se qualcuno volesse o ha desiderio può contattarci, anche il dottor Nicolò che è responsabile della nostra struttura, del nostro staff. E ovviamente me ne rendo conto, probabilmente questi dati, queste cose non erano interessanti come gli interventi precedenti, anche le slide non erano così effervescenti, così colorate, però vi assicuro che dietro questi numeri c'è l'impegno, io credo almeno di 200-300 persone al minimo, di tutte le direzioni, di tutti i direttori della parte amministrativa, perché solo con queste modalità di condivisione, di partecipazione, di formazione, voi dovete pensare che un anno fa, quando si parlava di gol, uno pensava purtroppo solamente ai gol che vengono fatti durante le partite di calcio, e invece proprio con questo impeto, con questa voglia, io riprendo, con questa spinta gentile, siamo riusciti, anche con ovviamente materiale e così via, non solo sul territorio regionale ma su tutto il territorio nazionale, a dare quella sensazione che c'è l'esigenza da parte del nostro paese di avviare queste strategie, proprio perché economicamente, ma non solo, per quanto riguarda appunto l'ambiente, e questi sono gli elementi importanti che per noi, ma soprattutto per le prossime generazioni, non dobbiamo trascurare né sottovalutare. Ecco, ringrazio della vostra attenzione fino all'ultimo, credo di essere rimasto nei tempi, e ringrazio anche il professor Marangon che mi ha dato la possibilità di avere le slide in tempo debito. Grazie. Grazie Enzo Dall'Ostro, e anche a Nicolò Tudorov, citato nell'ultima slide assieme a lui, per aver dato
il senso del lavoro che si sta facendo da mesi e che continuerà nei prossimi mesi e che sempre di più, come in questo evento cerchiamo di fare, sarà comunicato alle cittadine e cittadini del Friuli Venezia Giulia, alle istituzioni, al mondo no profit, a tutti quelli, al mondo delle imprese che vengono coinvolti in questo percorso. Più volte nelle relazioni che avete ascoltato fino a qui è stata citata un'altra organizzazione, un'altra realtà che è protagonista fin dall'inizio, ancora prima credo delle due università, anzi sono sicuro, che è l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, a cui adesso con piacere cedo la parola perché ci verrà illustrato qual è stato il contributo da parte di questa organizzazione nel lavoro attorno alla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Quindi passo la parola e credo che riesca a gestirsi autonomamente, però se ritiene posso fare sempre anch'io la condivisione delle slide, a Manuela Ortis che a nome dello staff e del gruppo di APE Friuli Venezia Giulia ci dà una panoramica del contributo che loro hanno dato e stanno dando e daranno alla costruzione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Prego. Ecco, grazie mille professor Marangon, mi sentite? Sì, l'audio è perfetto. Allora, io non vorrei assolutamente prendere troppo tempo anche all'intervento successivo dell'Istat, quindi alcune cose sono già state dette dal dottor Dall'Osto. Io vi parlerò un po' più approfonditamente di come è stata gestita da APE diciamo gli step della consultazione pubblica per quanto riguarda la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e vi parlerò un po' di più diciamo della parte promozionale comunicativa, perché è di questo che mi sono occupata in particolare io e in generale APE dopo aver predisposto il questionario per i cittadini. Ma partiamo con ordine. Allora, di sicuro è già stato detto molto su Agenda 2030 stasera. E queste sono solo alcune slide per ricordarci appunto di cos'è questo patto, questo piano per il futuro che ha messo d'accordo 193 paesi nel 2015 e che stiamo ancora portando avanti. E queste sono solo alcune foto per appunto capire di cosa stiamo parlando, questa triplice dimensionalità dell'agenda che è ambientale, sociale ed economica e che riguarda praticamente quasi tutti gli aspetti, direi, della nostra vita, della nostra società odierna. Questo è il riassunto che vedete delle attività per la strategia portate avanti in generale dalla partnership, ma anche in particolare da APE. Abbiamo iniziato appunto con la creazione del sito dedicato e un indirizzo email. C'è stata la conferenza di stampa, a gennaio di quest'anno, che vedete qua in foto. Sembra molto tempo fa, quando eravamo ancora smascherati e non c'erano problemi di distanziamento, però appunto è solamente gennaio di quest'anno. E dopodiché abbiamo predisposto appunto il questionario per i cittadini che è stato ospitato fino a metà settembre sulla piattaforma online EU Survey. Il questionario era diciamo aperto a tutti i cittadini residenti, maggiorenni residenti in regione, ed era stato suddiviso in questi 6 ambiti che potete vedere qua per riuscire in qualche modo a toccare tutti e 17 i goal. E queste qua sono alcune delle... Ogni tanto, scusi, sono Sì? Marangon, ogni tanto c'è un certo ritardo fra l'apparizione della slide e il suo commento, quindi deve attendere un attimo e poi... Grazie, adesso ci siamo, adesso siamo sugli ambiti, ok? Benissimo, allora non vedete ancora gli esempi di affermazioni del questionario cittadini? Vedete solo gli ambiti? Sì, io sì almeno. Allora... riprovo un attimo. Ecco, adesso ci siamo, Accidenti. adesso vediamo. No, era solo un ritardo, era solo da aspettare un attimo per il caricamento. Allora, ci riprovo. Allora, ecco qua. Sì. Mi dispiace un attimo per questo problema tecnico, ma cerchiamo di risolvere immediatamente. Allora, forse adesso dovreste vedere gli esempi di affermazioni su cui abbiamo chiesto di esprimere un parere del questionario cittadini.
Sì, mi dicono di sì nella chat, quindi proceda pure. Benissimo. Allora, come vi dicevo, i 6 ambiti che comprendevano circa una quindicina di domande l'uno, in questi ambiti abbiamo cercato di far rientrare in qualche modo tutti e 17 gli obiettivi calati nel contesto regionale. Quindi qua vedete alcune delle domande che siamo andati, delle affermazioni in realtà che siamo andati a proporre ai cittadini e come potete vedere appunto cerchiamo in qualche modo di comprendere tutte e tre le sfere dell'agenda. Dopo la conferenza stampa di lancio, dopo la creazione del sito e l'avvio del questionario online, abbiamo cercato in molti modi di raggiungere il nostro pubblico, soprattutto in questo c'è stato di molto aiuto la partnership appunto con ARPA, con la Regione e con le 2 università che si sono prestate appunto ad avere ad esempio a pubblicare dei banner sui loro siti e delle notizie sul sito regionale e su quelli universitari dell'ARPA, e in particolare anche molti comuni della regione hanno voluto partecipare appunto a questa consultazione mettendo il banner anche sui siti comunali. Dopodiché siamo anche riusciti a mandare una mail diretta attraverso le mailing list delle università e della regione, che ha raggiunto molte persone, e poi vi sveleremo, forse è stato già detto, purtroppo questo non posso saperlo per i problemi che ci sono stati, ma il numero totale di questionari compilati, che sono più di 4.000, vi anticipo già, per quanto riguarda la consultazione pubblica. Dopodiché c'è stata la partecipazione del direttore Vatta alla trasmissione Buongiorno Regione, questo ancora a gennaio di quest'anno. Abbiamo creato anche un video di presentazione della strategia, in un duplice formato, uno un po' più lungo, uno un po' più breve, ma non più di 1 minuto e mezzo, che adesso per non perdere tanto tempo non ve lo faccio vedere, ma vi invito ad andare appunto su agenda2030fvg.it /video, lo troverete qua. Dopodiché abbiamo fatto, come accennava anche il dottor Dall'Osto, un incontro con le associazioni non profit a Udine. Avremmo voluto farne altri in tutte, diciamo, le province regionali, però purtroppo poi ci è stato impedito dal Covid, e abbiamo tentato quindi altri canali, altri metodi, però nei primi mesi di quest'anno eravamo anche riusciti a proiettare questo video in alcune conferenze organizzate dall'università e anche alla Cineteca di Gemona e al Teatro Ottagono di Codroipo, che si sono gentilmente prestati anche loro alla diffusione del video. E per quanto riguarda i social, come app abbiamo avviato molte campagne pubblicitarie in questi mesi, in particolare su Facebook, sia con post diciamo organici e sia anche come campagne sponsorizzate. Qua vedete solo alcuni esempi dei molti temi che abbiamo toccato in quest'anno sulla nostra pagina Facebook per quanto riguarda tutti e 17 gli obiettivi. Abbiamo anche creato sul sito uno spazio per i sostenitori, che ringraziamo ancora per aver diffuso la consultazione e che vedete riassunti qua. Dopodiché ci sono stati i fortunati, direi, 3 webinar estivi sulle altrettante appunto 3 sfere dell'agenda, di cui il dottor Dall'Osto ha già parlato, però vorrei farvi vedere gli ospiti che abbiamo avuto, perché sono stati dei webinar, posso dire, con felicità, di successo, soprattutto il primo in cui abbiamo parlato della scuola, che è un argomento molto sentito. Infatti abbiamo visto che è stato quello più partecipato, abbiamo avuto più di 100 partecipanti a questo webinar. Qui siamo riusciti ad avere il professore e scrittore Enrico Galliano e anche l'educatrice sociopedagogica Marta Cividino, e tutti e 3 questi webinar, anche questi 2 che vedete riassunti qua, sono ancora disponibili sul sito dell'agenda e anche sul canale YouTube di AppFVG, quindi se volete rivederli potete trovarli su questi 2 canali qua. Al webinar sul turismo sostenibile abbiamo avuto Promoturismo FVG e anche la partecipazione di Stefania Gentili. Non so se avete sentito parlare dei Tourists for Future, che è stata un'iniziativa da parte di guide ambientalistiche, operatori del turismo quest'estate, che ha, diciamo, fatto una risalita della penisola italiana proprio per promuovere queste realtà di turismo sostenibile che abbiamo nella nostra nazione,
regione e anche nella nostra regione, perché sono arrivati anche in Friuli Venezia Giulia, e nonostante appunto il periodo sfortunato che insomma stiamo vivendo. L'ultimo webinar è stato invece sulla biosfera, è stato incentrato sulla biosfera e a questo webinar qua ha partecipato anche Cristina Gabetti di Striscia la Notizia, oltre che a Maria Cristina Pedicchio dell'OGS di Trieste. Vi invito veramente a rivederli e a vederli se non siete riusciti a partecipare. Oltre alla consultazione pubblica rivolta ai cittadini, abbiamo avviato anche la consultazione per i comuni, che è stata portata avanti in una seconda fase, è iniziata a settembre di quest'anno ed si è conclusa a fine novembre. Per quanto riguarda i comuni, 2 sono state le aree che abbiamo indagato, ovvero abbiamo deciso di dividere il questionario in maniera un pochettino diversa. Le domande comunque sono state riprese in parte, sono state adattate sul questionario originario e abbiamo anche deciso di fare un'ulteriore suddivisione, ovvero gli ambiti biosfera e economia li abbiamo direttamente rivolti agli uffici comunali, mentre l'ambito società abbiamo pensato di rivolgerlo ai 18 enti gestori di servizi sociali a capo dei comuni regionali, che ci hanno risposto tutti quanti, quindi siamo davvero contenti di essere riusciti a coinvolgerli tutti in questa consultazione. Ma ecco finalmente i numeri che forse stavate aspettando sull'esito appunto di queste 2 consultazioni, su quella dei cittadini che è stata portata avanti da gennaio fino a settembre e in un secondo momento per le amministrazioni comunali. E devo dire anche che le amministrazioni comunali della comunità collinare ci hanno risposto quasi tutte, veramente siamo molto contenti. E quindi 4.111 sono stati i questionari già elaborati per quanto riguarda i cittadini, non abbiamo ancora presentato diciamo i risultati nel dettaglio, però grazie all'Università di Udine abbiamo avuto una prima elaborazione di questa consultazione. Per quanto riguarda i comuni invece, che si è conclusa poco fa, possiamo dirvi che abbiamo 1.059 compilazioni totali ancora da elaborare. Ma appunto non si è fermata qua la consultazione pubblica, perché abbiamo pensato in un secondo momento di coinvolgere anche le imprese. Come vedete qua ci siamo interrogati su come può lo sviluppo sostenibile migliorare il business delle aziende. Abbiamo cercato di attivare molti contatti, in questo caso devo dire che siamo un po' meno contenti purtroppo, perché i risultati non sono quelli sperati. Credo che il periodo che stiamo vivendo non stia aiutando, e credo anche che sia un target un po' più difficile da raggiungere. Però sempre a questo proposito sono contenta di dirvi che proprio è notizia di oggi che è uscito anche un articolo che indirizza appunto le imprese per la strategia regionale su un magazine online di Anima Impresa, si chiama Corporate Social Responsibility Smile, CSR Smile, uscito proprio oggi, e in cui c'è un articolo dedicato, c'è anche un QR code che può essere appunto scannerizzato dai nostri telefoni, e spero appunto di riuscire a raggiungere qualche impresa in più grazie anche a questa pubblicazione. E io avrei finito, non vorrei prendere ulteriore tempo, ribadisco il nostro motto, che appunto progettiamo insieme. Sono assolutamente convinta delle parole anche espresse in precedenza dall'ingegner Vata e dal dottor Dall'Osto. Vi lascio anche i nostri contatti e vi ringrazio. Grazie mille. Grazie Emanuele Ortis per questa presentazione, e grazie a tutto lo staff di APE Friuli Venezia Giulia, che assieme a lei coordinati dal direttore Matteo Mazzolini sta lavorando e ha lavorato così bene e così intensamente attorno al progetto di strategia regionale. Credo si sia percepito, andiamo alla parte finale di questo incontro, che tutto questo lavoro in generale, è normale affermarlo questo, ma è anche importante sottolinearlo, se non ci fossero dei dati adeguati di qualità e ben leggibili e appunto aggiornati, sarebbe decisamente molto diverso e molto più complicato. Il lavoro della strategia, fra le altre cose, per esempio in Friuli Venezia Giulia anche si è basato sulla predisposizione di un rapporto di posizionamento che è stato citato in precedenza. Ebbene, questo rapporto di posizionamento noi, università in particolare, l'abbiamo costruito grazie ai dati che Istat ha messo a disposizione a maggio di quest'anno
attorno al tema grande della misurazione dello sviluppo sostenibile. Ed è su questo argomento che abbiamo chiesto, e ringraziamo per la loro disponibilità, un intervento a due voci da parte di Istat Friuli Venezia Giulia, la sede del Friuli Venezia Giulia, che proprio ci illustrerà questo tema di estrema attualità, continuamente oggetto di attenzione, di dibattiti, di confronti e di report che vengono proposti da varie organizzazioni. Quindi ringrazio per la loro presenza i rappresentanti di Istat Friuli Venezia Giulia e passo innanzitutto la parola a Roberto Costa, che vedete già presente in video e che invito a introdurre l'argomento con il suo intervento, che poi verrà completato dall'intervento della collega Elena Marchesic. Prego, dottor Costa. Ecco, intanto buonasera a tutti e a tutti i partecipanti, ringrazio il professor Marangon per l'invito e farò nella mia parte di presentazione un rapido excursus su come siamo arrivati allo sviluppo, a parlare di sviluppo sostenibile. E lascerò alla collega Elena Marchesic la parte, diciamo, forse più interessante relativa poi ai numeri, a capire come siamo messi. Il mio intervento parte da questi tre punti, diciamo, guardiamo un attimo la storia, rifacciamo velocemente la storia del tema della sostenibilità, vediamo che cosa sta facendo l'Istat e chiudiamo con una piccola riflessione sui problemi ancora aperti e sulle prospettive. E io ho visto come fanno i ragazzi adesso a scuola che studiano partendo dalla linea del tempo. Io ho pensato di ricostruire una linea del tempo delle sostenibilità partendo dal 1968, andiamo a più di 50 anni fa. In quell'occasione, il 18 marzo, Robert Kennedy pronuncia all'Università del Kansas un discorso che è diventato molto famoso, che sottolinea l'inadeguatezza del PIL, visto come indicatore del benessere delle nazioni economicamente sviluppate. Una frase celebre che secondo me riassume tutto il succo del discorso è che il PIL misura tutto eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Passano degli anni, questo punto si ricollega un po' a quello che abbiamo visto ieri. È uscita ieri la 31esima edizione dell'indagine sulla qualità della vita del quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Perché l'ho messo qui? Perché in quel periodo, dal punto di vista, diciamo, poi anche della statistica ufficiale, in quegli anni partiva il sistema delle indagini multiscopo all'Istat, ma emerge questa esigenza di misurare la qualità della vita. Non è ancora un concetto, diciamo, non c'è ancora un concetto così spinto di equità o di sostenibilità, però la percezione che ci sia qualcosa oltre il PIL è ben chiara. E vengono individuati 90 indicatori suddivisi in 6 macro categorie. Purtroppo ancora oggi quello che catalizza l'attenzione è soprattutto la classifica generale dove vediamo come sono piazzate le province. Avete visto proprio ieri, sono stati diversi servizi, le nostre province si posizionano sempre nelle parti più alte di questa classifica generale, però viene data meno attenzione, mentre secondo me l'aspetto più importante è che si coglie finalmente che la qualità della vita è un fenomeno multidimensionale, quindi non è solo ricchezza, ma ci sono altre cose. Con il XXI secolo la situazione cambia, è un susseguirsi di date importanti. Partiamo dal 2017, l'OCSE avvia il Global Project on Measuring the Progress of Societies, quindi si intende sviluppare una visione più completa del progresso che tenga conto delle preoccupazioni sociali, ambientali ed economiche. L'anno successivo il presidente francese Sarkozy costituisce la commissione Stiglitz-Sen Fitoussi con l'obiettivo di definire nuovi indicatori che vadano a sostituire appunto il PIL come indicatore per valutare l'andamento della ricchezza di un paese. Si passa da un criterio quantitativo che misura la crescita, ovvero sia la produzione, a uno qualitativo che misura anche il benessere, la qualità della vita e la sua trasmissibilità tra generazioni.
Si conferma quindi la multidimensionalità del benessere e la necessità di produrre un insieme di indicatori al posto di un indicatore sintetico. L'anno successivo anche la Commissione europea dichiara che il PIL è un indicatore insufficiente per misurare il progresso e dà 3 anni ai Paesi membri per proporre delle alternative. La risposta italiana è tra le più veloci. Nel 2010 parte il progetto del BES, di cui parlerò più avanti, e il primo rapporto viene prodotto nel 2013. Poi arriviamo a quello di cui abbiamo già sentito. Nel 2015 le Nazioni Unite approvano l'Agenda 2030, è un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Sono individuati 169 traguardi da raggiungere entro il 2030 e, come ha detto prima il professor Marangon, quindi vado molto veloce, nel 2017 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica approva la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Dopodiché arriviamo ormai ai tempi d'oggi. Parliamo di BES. In Italia il progetto, come ho detto, nasce nel 2010 per misurare il benessere equo e sostenibile, ovvero valutare il progresso della società non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. Questi sono i 3 pilastri del BES. A tale fine i tradizionali indicatori economici sono stati integrati con misure della qualità della vita delle persone e sull'ambiente. Ci sono 12 domini e ci sono 130 indicatori. Ricordiamo che il BES, come anche le iniziative che abbiamo visto prima citate dalla dottoressa Ortis, nasce dal basso, ovvero sia da un lavoro che ha coinvolto cittadinanza ed esperti per la definizione per l'appunto dei domini e degli indicatori. Ma il BES entra anche nella programmazione istituzionale. Con la legge 163 del 2016, che ha riformato la legge di bilancio, il principale strumento della manovra di finanza pubblica insieme alla legge di stabilità, il BES entra per la prima volta nel processo di definizione delle politiche economiche, portando l'attenzione sul loro effetto anche su alcune dimensioni fondamentali per la qualità della vita. Una prima selezione di 4 indicatori è entrata a far parte del DEF già nel 2017. A partire dal DEF del 2018 viene presa in considerazione la lista completa dei 12 indicatori definita e approvata dalle commissioni parlamentari competenti. Il dibattito sulla misurazione del benessere degli individui e della società ha riscosso una crescente attenzione anche da parte delle istituzioni, sia a livello centrale che locale, che in collaborazione con l'Istat hanno avviato progetti basati sullo sviluppo ecosostenibile. Quello che vedete a fianco al logo del BES è il logo del BES delle province, che è frutto della collaborazione tra Istat e alcune province e città metropolitane, che è uscito per la prima volta nel 2014 sotto forma di fascicoli provinciali. In quel caso sono state utilizzate 11 dimensioni del BES, con l'esclusione del dominio del benessere associativo, per il quale non erano disponibili informazioni a livello provinciale, e 82 indicatori, che in parte sono coincidenti con le misure del BES. E nel 2018, quindi arriviamo ormai all'altro ieri, l'Istat pubblica per la prima volta un sistema di indicatori del BES delle province e delle città metropolitane, di tutte. Si tratta del primo risultato del progetto Misure del benessere equo e sostenibile dei territori, avviato per costruire e alimentare regolarmente un sistema di indicatori utili a soddisfare la domanda di informazione statistica territoriale, coerenti e integrati con il framework BES adottato a livello nazionale. Degli SDGs dico veramente poco, perché l'avete già sentito, si parte dal 2015. Quello che è importante ricordare è che gli uffici di statistica dei vari paesi sono impegnati nel misurare il percorso di avvicinamento agli obiettivi, ovvero sia di produrre degli indicatori per il proprio territorio.
A partire dal dicembre 2016 l'Istat ha reso disponibile la piattaforma informativa per gli indicatori SDGs che trovate sul nostro sito internet e la aggiorna con cadenza semestrale. Anche in questo caso esiste una parziale sovrapposizione tra gli indicatori del BES e gli SDGs, segno della bontà del lavoro intrapreso in Italia a suo tempo e portato avanti negli anni fino ad oggi. Concludo questa parte di intervento con alcune riflessioni. I margini di sviluppo e l'incontro di oggi, quindi un incontro organizzato dall'Università e dalla comunità collinare del Friuli, sembra mettere davanti a tutti una distanza apparentemente incolmabile tra le esigenze di disporre di un'informazione statistica sempre più dettagliata e l'impossibilità di ottenerla attraverso i tradizionali canali delle rilevazioni fatte per esempio dall'Istituto Nazionale di Statistica. E quali possono essere le soluzioni? È di oggi, proprio di stamattina, la presentazione dei primi risultati del censimento, di cui parlerà anche la mia collega, che rappresenta una delle possibili innovazioni attraverso le quali, oltre allo sfruttamento di tutti i giacimenti informativi e all'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, possiamo arrivare a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi, quindi a produrre dati per ambiti territoriali sempre più contenuti. Pensiamo appunto alle necessità di riuscire a fornire informazioni, indicatori per comuni e per le aggregazioni dei comuni che possono essere diverse, possono essere i sistemi locali del lavoro, possono essere le comunità collinari, le comunità montane, le aziende sanitarie, eccetera. Ecco, quindi chiudo con questa speranza che le innovazioni che noi stiamo apportando attraverso strumenti come per esempio il censimento permanente possano essere utili per rinforzare questo bisogno informativo a livello territoriale sempre più spinto, utile per dare dei valori importanti per uno strumento come la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Vi ringrazio e do la parola alla mia collega Elena Marchesic. Grazie mille. Grazie dottor Costa. Allora sentiamo adesso il secondo intervento a cura di Istat. Buonasera dottoressa Marchesic, eccoci qui, prego. Condivide lei, vero? Saluto di nuovo tutti, buonasera a tutti. Nel mio intervento vi voglio mostrare alcuni dati che aiutino a comprendere il posizionamento del Friuli Venezia Giulia rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Non riesco a far andare avanti le slide, vediamo. Eccolo qua, adesso sono andate, scusatemi. Come mostrato rapidamente in un passaggio di slide dal mio collega, l'Istat mette a disposizione, con riferimento ai vari indicatori per lo sviluppo sostenibile, anche dati a livello regionale e in particolare per il Friuli Venezia Giulia vi sono a disposizione 134 indicatori. Nella parte del nostro sito adibita al rilascio di questi dati sono disponibili delle schede regionali, per cui per ogni regione è disponibile l'elenco di tutti gli indicatori suddivisi fra i 17 goal e tali indicatori e tali valori vengono messi a confronto con i corrispondenti valori della ripartizione di riferimento, quindi ovviamente il nord per il Friuli Venezia Giulia e il valore Italia, in modo tale da riuscire a fare dei confronti territoriali. Ora ovviamente non posso mostrarvi tutti i 134 indicatori, e sono stata costretta a fare una selezione e decidere quali illustrarvi e per fare questo, anche in accordo con il collega, abbiamo pensato di limitarci agli indicatori che sono utilizzati anche nel documento di economia e finanza. Però non spaventatevi, non vi mostrerò nemmeno tutti questi 12 qui elencati, ma mi limiterò solo ad alcuni.
il primo che vi mostro è l'indicatore sull'eccesso di peso fra i minori. È un dato che trovo preoccupante per quanto riguarda sia la situazione italiana che quella del Friuli Venezia Giulia. In Italia un minore su 4 è sovrappeso e il dato del Friuli Venezia Giulia è di poco inferiore, come potete vedere in questo grafico. Passo poi a un argomento diverso, che è quello dell'abbandono scolastico. Ho deciso di tenere questa slide, ho fatto prima una rapida selezione, perché tra le affermazioni che rapidamente sono state elencate dalla dottoressa Ortis, ho visto che qualcuno si preoccupava qualche cittadino che ha risposto al questionario si preoccupava dell'abbandono scolastico. È sicuramente un fenomeno da contrastare il più possibile, ma la nota positiva è che in Friuli Venezia Giulia fortunatamente non siamo messi così male da questo punto di vista. Tra le persone tra i 18 e i 24 anni, coloro che hanno al più un titolo secondario inferiore, per capire la licenza media, sono l'8,6% del totale, al di sotto della media italiana che è del 13,5%, e diciamo che da questo punto di vista abbiamo anche già centrato quello che è l'obiettivo della strategia Europa 2020, che fissa al 10% la soglia massima di persone che hanno abbandonato precocemente gli studi. Sempre per agganciarmi un po' ad un'altra affermazione che avevo visto fra gli esempi elencati dalla dottoressa Ortis, vi illustro questo, che è il tasso di mancata partecipazione al lavoro, che rispetto al più noto tasso di disoccupazione, quello che più frequentemente viene citato dai mass media, è un tasso che prende in considerazione una platea più ampia di persone, in quanto oltre ai disoccupati va a considerare anche quanti non cercano lavoro ma sarebbero disponibili a lavorare. Nel 2019 a livello Italia il tasso di mancata partecipazione è del 18,9%, in Friuli Venezia Giulia siamo ben al di sotto, siamo al 10,3%. Questo indicatore è l'unico tra gli indicatori presenti nel DEF che viene considerato anche nella sua disaggregazione per genere, in quanto è vero che il livello medio è del 18,9% scusate, in Italia, ma vi è un fortissimo divario di genere, in quanto tale tasso si attesta al 15,9% tra gli uomini, mentre sale tra le donne fino al 22,6%. Vi sono poi ancora altri due indicatori che vi voglio mostrare. Questo l'ho selezionato perché mostra come il Friuli Venezia Giulia si trovi proprio in una posizione virtuosa. L'obiettivo 10 è orientato alla riduzione delle disuguaglianze sotto diversi aspetti, tra cui anche le disuguaglianze reddituali. In Italia negli ultimi anni la disuguaglianza in termini di reddito disponibile è continuamente aumentata fino a raggiungere un massimo nel 2015, per poi scendere nel 2017. Questi sono gli ultimi dati disponibili per questo indicatore, quindi non sono recentissimi, ma mostrano come il Friuli Venezia Giulia era la regione che all'epoca, nel 2017, presentava la minore disuguaglianza di reddito. La disuguaglianza è calcolata praticamente mettendo a raffronto il reddito del 20% della popolazione con più basso reddito con il 20% della popolazione a più alto reddito. Quindi, per dirla in parole semplici,
il 20% dei più poveri con il 20% dei più ricchi. Passo all'ultimo indicatore che vi propongo. Anche qua la Regione Friuli Venezia Giulia si trova in una posizione particolarmente virtuosa. Gli indicatori spaziano dai temi più diversi, come si vede già in ogni poster in cui sono elencati i 17 goal presenti nell'agenda 2030. Si spazia dal lavoro alle disuguaglianze, ma molti indicatori riguardano il contesto ambientale, paesaggistico. E questo è quello inerente all'abusivismo edilizio che è fortemente impattante sull'ambiente e per il quale in Italia vi è un profondo divario fra nord e sud. A livello Italia si stima che vi siano quasi 19 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate, con appunto un valore massimo riscontrabile in Campania del 68,4% e un valore minimo proprio in Friuli Venezia Giulia, però aggiungo alla pari con il Trentino Alto Adige, del 4,1%. Con questo chiudo questa mia piccola presentazione degli indicatori inerenti allo sviluppo sostenibile. Per chi vuole approfondire ci sono i link alla nostra pagina Istat e voglio rubare solo alcuni minuti ancora per darvi qualche dettaglio su quello che prima Roberto ha anticipato e credo sia di forte interesse ogni qualvolta si parli di ambiti territoriali più piccoli di quelli regionali. Oggi sono stati rilasciati i primi dati relativi alle edizioni 2018 e 2019 del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Il censimento è la più forte fonte informativa di dati a livello subregionale. Sono stati diffusi in particolare dati a livello comunale riguardanti la struttura per età della popolazione, la cittadinanza, il grado di istruzione della popolazione e la condizione professionale. Quindi potete vedere come questi dati possano essere utili anche per il monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Riguardano i 7.914 comuni italiani, tra i quali ci siete anche voi, i comuni afferenti alla comunità collinare. I dati sono diffusi su 3 diverse piattaforme caratterizzate da diverse funzionalità e contenuti. Vi è la nostra banca dati, il data warehouse, ormai da anni presente sul sito del nostro istituto, ma al suo fianco vi sono altre 2 piattaforme che mettono a disposizione dati anche già preconfezionati in formato tabellare sotto forma di grafici e di mappe. Sono disponibili elaborazioni cartografiche interattive e sono possibili dei confronti in serie storica a partire dal censimento del 1951. Sì, Carla, mica avessi già da dire qualcosa. Posso proseguire? Grazie. Mi scuso fortemente. Prego. Scuso, signora, mi scuso. Sì, se può chiudere, grazie. Scusatemi, sì, nel confronto dei dati in serie storica dal 1951 al 2011 si può andare in particolare ad analizzare il forte calo di popolazione che c'è stato in particolare in alcune aree del nostro paese. E i dati diffusi oggi
presentano anche un focus su quelli che sono i borghi più belli d'Italia, una realtà estremamente interessante dal punto di vista storico, artistico e naturale, e tra essi vi è anche uno dei comuni appartenenti alla comunità collinare. Gli altri comuni afferenti alla comunità sono anche essi comuni che hanno sicuramente delle caratteristiche di pregio sotto questo aspetto. Tra essi, nei comuni più belli d'Italia, vi sono comuni che sono riusciti ad invertire lo spopolamento, e ho copiato una parte presente nel focus in cui si dice che se a questi contesti dinamici dal punto di vista demografico si associa la valorizzazione della dotazione naturale, storica, paesaggistica e ambientale, si determinano le condizioni favorevoli per lo sviluppo e il benessere. Scusatemi, mi pareva così un ottimo spunto, suggerimento per chiudere la mia presentazione. Vi ringrazio e buona serata a tutti. Grazie a lei, dottoressa, e grazie a Istat Friuli Venezia Giulia per averci dato questa finestra, averci aperto questa finestra sugli aspetti della misurazione dello sviluppo locale, dello sviluppo poi sostenibile in particolare. Questo è il focus di questa sera. Anche grazie per questi spunti finali freschi di giornata, come si suol dire, no? Oggi ci sono successi appunto vari episodi di aggiornamento, citavo il Auschwitz e questo dell'Istat. In generale direi che quello che abbiamo voluto illustrarvi con questo evento, per il quale ringrazio la comunità collinare del Friuli per averlo coorganizzato assieme a noi, e ringrazio tutti i relatori per aver partecipato a questo incontro con le loro interessanti relazioni. Ecco, dicevo, è un evento che ci ha permesso appunto di porre l'attenzione assieme su quali sono gli sforzi a livello regionale ma anche locale per declinare in termini concreti, con una visione sul futuro, i grandi temi dello sviluppo sostenibile. Con questa relazione si conclude il programma dell'incontro di questo webinar che abbiamo organizzato sui temi della strategia regionale dello sviluppo sostenibile e della misurazione dello sviluppo sostenibile in Friuli Venezia Giulia, con focus particolare ai territori subregionali come quello della comunità collinare del Friuli. Non ho visto interventi nella chat che abbiamo monitorato durante l'evento, quindi se non ci sono richieste di intervento, se c'è, e mi pare di vederlo presente ancora con noi, Massimo Pischiutta, che rappresenta la comunità collinare, il consiglio di amministrazione in particolare. Ecco, grazie per essere apparso anche in video. Se vuole dirci qualche battuta conclusiva, lo pregherei appunto di prendere la parola in questo momento. Sì, grazie al professor Marangone e a tutti quelli che sono intervenuti, tutti i relatori che hanno portato un po' l'esperienza che stanno portando avanti e l'esperienza che stanno portando avanti proprio riguardanti i temi della sostenibilità, ognuno nel proprio settore e con le proprie competenze. Ringrazio anche il professor Marangone ovviamente per la presentazione di quello che è il lavoro che sta portando avanti Comunità Collinare e insieme all'Università di Udine. Un lavoro, come è stato già detto, che è iniziato nel 2017 e che ha attraversato già ormai 3 CDA, l'allora presidente Mirko Da Farra, il presidente Paolo De Simone, adesso il presidente Luigino Bottoni, e questo vuol dire che c'è una certa continuità e una certa sensibilità su queste tematiche da parte degli amministratori della comunità collinare. Non a caso Comunità Collinare ha un'esperienza di condivisione di risorse, ma anche di condivisione di strategie dal lontano 1967, quando in maniera lungimirante si sono uniti 15 comuni per gestire in forma aggregata molte funzioni.
E proprio con quel principio tuttora Comunità Collinare sta cercando di aggiornarsi, di portarsi avanti, di essere un po' l'apripista proprio sul territorio e di incentivare, come dice sempre il dottor Marangon, con una spinta gentile verso il territorio, con la condivisione di tutti i stakeholder. Quindi questa serata è sicuramente un ottimo momento di riflessione, come è stato detto anche da altri relatori che mi hanno preceduto, un momento di condivisione tra tutti gli enti e tra tutti quelli che stanno portando avanti questi temi di sostenibilità. Quindi ringrazio tutti e auguro a tutti una buona serata. Grazie Pischiutta per queste belle parole che chiudono questo incontro, tenuto conto anche dell'ora a cui siamo arrivati, ma della completezza degli argomenti. Mi permetto di salutare e ringraziare nuovamente la Comunità Collinare del Friuli, il Presidente Bottoni e in questo caso Massimo Pischiutta con le ultime parole, ma in particolare i relatori che ci hanno accompagnato assieme alla collega Stefania Troiano dell'Università di Udine, ma anche per ARPA e per il coordinamento della strategia Stelio Vatta, Enzo Dall'Osto della Regione, Manuela Ortis per APE Friuli Venezia Giulia, Roberto Costa e Elena Marchesic per l'Istat. Quindi grazie a tutte e a tutti per questo interessantissimo incontro e invitiamo chi ci ha seguito e chi ci ascolterà nella registrazione a tener presente del lavoro che tutti stiamo facendo. Queste sono le informazioni che vi invitiamo a cercare, a reperire quando andate online, quando andiamo online. Sono informazioni e dati mirati, elaborati in maniera seria, costante, scientifica. Cercate questo tipo di informazioni, queste sono molto importanti per garantire lo sviluppo sostenibile anche della nostra regione. Grazie a tutti e a tutti e buona serata e, dato il periodo dell'anno, tanti auguri per le prossime festività che ci portino tanta serenità e salute. Grazie, arrivederci a tutte e a tutti.